Durante la pandemia, le aggressioni nei confronti del personale sanitario sono addirittura quadruplicate. Una vera e propria escalation, quella descritta dai dati che sono stati esposti nella quarta commissione regionale da Enza Scarpa, responsabile della direzione veneta dell'INAIL. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 18 marzo 2022, la prima notizia del giorno riguarda l'escalation delle aggressioni nei confronti dei sanitari, dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari e di tutti i professionisti che operano all'interno della sanità veneta. Il dato è molto chiaro, basta prendere ad esempio il confronto tra il 2016 e il 2020 per vedere che le denunce di aggressione, quindi le aggressioni sul lavoro denunciate dai sanitari, sono addirittura quadruplicate. Erano 3.777 nel 2016, ebbene nel 2020 sono schizzate a 15.022, fino all'anno prima erano 4.184. Quindi in epoca pre-Covid circa 4.000 denunce di aggressioni sul lavoro da parte dei sanitari all'anno, il quadruplo durante la pandemia. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi un articolo di Laura Berlinghieri che passa in rassegna tutti questi dati presentati appunto alla quarta commissione del Consiglio regionale. Pochi giorni fa la giornata dedicata al contrasto della violenza nei confronti del personale sanitario, un aspetto che costituisce evidentemente un'emergenza all'interno di un problema più ampio, strutturale, che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. E sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi ci sono infatti due tabelle che contengono le cifre relative agli infortuni sul lavoro denunciati in Veneto, sempre negli anni che vanno dal 2016 al 2021 in questo caso. La cifra degli infortuni sul lavoro nella nostra regione si aggira attorno ai 70.000 casi ogni anno, con un'oscillazione che nel 2019 tocca il record con 77.457 denunce relative a infortuni sul lavoro nella nostra regione. Per capirci, vuol dire che contando anche i sabati e le domeniche sono ogni giorno 212 gli infortuni che avvengono in Veneto, cioè ogni giorno 212 lavoratori hanno un infortunio sul lavoro, o meglio denunciano un infortunio sul luogo di lavoro, perché va poi ricordato che naturalmente non tutti gli infortuni vengono denunciati. Questi sono i dati in possesso dell'INAIL. C'è anche il dato degli infortuni mortali sul lavoro, perché appunto non solo ci si fa male, non solo ci si ammala, tema grandissimo delle malattie professionali, ma purtroppo lavorando si muore anche. In Veneto circa 100 morti sul lavoro ogni anno, anzi di più. Nel 2016 sono stati 128 i caduti sul lavoro nella nostra regione. Vicenza, la provincia che all'epoca aveva il record con 33 morti in un solo anno, un morto ogni 10 giorni solo nella provincia di Vicenza. Nel 2020, l'ultimo anno di cui sono disponibili i dati, 107 morti in Veneto, uno ogni 3 giorni quindi, ed è Verona la provincia invece con il record ovviamente negativo di infortuni mortali, 26 infortuni mortali a Verona. L'ultimo dato, 21.667 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid pervenute all'INAIL. 37 di queste nel corso della pandemia sono relative a infortuni con esito mortale causati da Covid, quindi da contagio Covid nei luoghi di lavoro.
Un reportage quindi approfondito, quello presentato nella quarta commissione del Consiglio regionale dalla direzione veneta dell'INAIL, e l'articolo anche del non solo sui quotidiani del gruppo Gedi ma anche sul Gazzettino a firma di Alda Vanzan. Il titolo è sempre, si concentra anche in questo caso sul Covid-19 e le aggressioni ai sanitari. In Veneto denunce quadruplicate, negli ospedali la metà degli episodi avvengono la metà degli episodi di violenza, oltre 20.000 contagi accertati come infortuni, e di nuovo qui le tabelle con tutti i dati prendendo in considerazione le aggressioni in sanità tra ospedali, RSA, case di riposo e medici di base. E anche sul Gazzettino c'è un'intervista a Vito Cianci, primario del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova, che parla di un fenomeno inaccettabile e chiede un patto di alleanza tra i cittadini e la sanità. L'altro giorno, in occasione della giornata nazionale contro la violenza sui sanitari, sul personale sanitario, il sindacato, la CGIL, aveva rilanciato la richiesta di una presenza H24 di presidi di forze dell'ordine all'interno almeno degli ospedali e dei presidi sanitari della regione, luoghi in cui appunto si concentrano, come abbiamo visto dai dati, le aggressioni nei confronti del personale sanitario. Ma noi voltiamo pagina, passiamo alla seconda notizia del giorno, che riguarda la guerra in Ucraina, così scrive il Corriere del Veneto, e le ripercussioni sul nostro territorio. Prima di tutto la crisi energetica, a cui il quotidiano locale dedica un'intera paginata, l'offshore di Porto Levante, parliamo del rigassificatore a largo della costa del Polesine, darà all'Italia il 2% di gas in più, quindi aumenta la produzione. Il terminal per le navi metaniere dà seguito all'annuncio del premier Mario Draghi, quindi pronti a salire da 8 a 9 miliardi di metri cubi di gas metano. Lo ha annunciato la Adriatic LNG, la società che gestisce il rigassificatore appunto di Porto Levante in Polesine, attivo da 13 anni e attualmente utilizzato al 92%. Questo è il tasso di utilizzo del terminal offshore, appunto registrato l'anno scorso nel 2021. Con questo ulteriore aumento arriverà a l'impianto potrà soddisfare il 12% del fabbisogno nazionale, quindi 2% in più dell'attuale 10% che viene appunto prodotto in questo terminal a largo della costa del Polesine, lavorando il gas liquefatto che proviene principalmente dal Qatar, ma anche in misura minore da Angola, Tobago e Norvegia. Questo per quanto riguarda il gas. Il pezzo sotto, sempre nella stessa pagina del Corriere del Veneto, parla invece del fotovoltaico, e in particolare del fotovoltaico agricolo che dopo le polemiche degli scorsi giorni tra i vari schieramenti politici in regione, dovrebbe arrivare a una svolta, cambierà la legge veneta e salteranno tutti i divieti, ma verrà data la priorità ai pannelli sui tetti e le zone agricole verranno in qualche modo tutelate. In questo modo la regione risponde da un colpo al cerchio e uno alla botte, rispondendo sia agli industriali che con il presidente veneto Enrico Carraro si erano fatti sentire criticando aspramente le proposte della regione di inserire limiti rispetto all'idroelettrico da un lato, ma anche al fotovoltaico sui terreni agricoli, e dall'altra parte però la regione darà anche ascolto agli agricoltori. Coldiretti chiedeva infatti di fermare il proliferare di centrali fotovoltaiche, che in particolare quelli di grande impatto, di dimensioni importanti, come ce ne sono soprattutto nel Polesine. Insomma, la soluzione sarà una via di mezzo, saltano i divieti, ma appunto verranno individuate zone idonee, verranno favorite i pannelli fotovoltaici sui tetti, quindi ci saranno aree idonee, aree di pregio.
sarà più facile realizzare impianti fotovoltaici appunto sui tetti degli edifici, ma anche nelle aree dismesse, e più difficile invece installarli nelle campagne. Il commento del consigliere regionale di opposizione, l'ambientalista Andrea Zanoni del PD, non contesta la formulazione leghista e dice: per quanto poco va a disciplinare l'anarchia attuale e adesso la priorità comunque è fare presto. Quindi si andrà avanti in questo modo. Sempre sulle pagine del Corriere del Veneto un'altra conseguenza che invece qui riguarda direttamente il piano militare, conseguenza della guerra in Ucraina. Il titolo: Ucraina, allertati i comandi veneti. A Padova e Verona stop ai congedi e mezzi pronti. L'operazione Strade Sicure, quella che per capirci vede i militari impegnati o comunque in presenza ad esempio nei piazzali delle stazioni di alcune città capoluogo del Veneto, ma di tutta Italia. Ecco, quell'operazione potrebbe perdere dei soldati, potrebbero essere spostati ad altre attività. Con una circolare del 9 marzo lo Stato Maggiore dell'Esercito sollecita il comando Forze Operative Nord, che è di stanza a Padova, e il comando Forze Operative Terrestri di supporto, che ha invece sede a Verona. Li sollecita a fare cosa? Ad addestrare i soldati per la guerra e a controllare la dotazione dei mezzi da combattimento. Quindi l'ennesimo passo avanti, diciamo, in questa direzione, una direzione di guerra, una direzione sicuramente di allerta delle forze armate, ma anche, come abbiamo visto negli scorsi giorni, con un voto quasi all'unanimità da parte del Parlamento, una pagina veramente vergognosa della nostra democrazia, l'aumento delle spese militari e dei soldi pubblici dati all'industria bellica, che passano da 25 a 38 miliardi ogni anno. Ma noi torniamo in Veneto, vediamo un'altra notizia e si torna a parlare della pandemia da coronavirus. Il Covid viaggia sulla cresta di Omicron 2. Questo è il titolo del Mattino di Padova, che tratta ovviamente della ripresa dei contagi. A Padova più 30% di positivi in soli 7 giorni. Il 9 marzo avevamo toccato il punto più basso con 8.784 casi, ieri si è arrivati a 11.610. La nuova variante, quindi la Omicron 2, caratterizza il 60% dei sequenziamenti e quindi ci si torna ad ammalare di Covid, e il virus ha colpito anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, che ne ha dato annuncio via Facebook, un breve post in cui appunto scrive Giordani: da qualche ora anche io sono risultato positivo al Covid dopo un tampone di controllo. Sta bene, il sindaco di Padova dice di non avere sintomi a parte un leggerissimo raffreddore, è in isolamento, segue i protocolli previsti, ma ne approfitta anche per lanciare un messaggio ai cittadini. Dice: continuo a pensare che siamo fortunati ad aver avuto la possibilità di accesso in massa al vaccino, così come siamo fortunati a poter contare su un sistema sanitario di grande qualità. Un post che ha ricevuto tantissimi like e tantissimi commenti di auguri da parte dei cittadini padovani. Passiamo ora alla politica e ci spostiamo a Verona, dove fa discutere una dichiarazione di un leghista di peso come Tony Darè, già segretario regionale del partito, ora eurodeputato per la Lega, che ha detto in una trasmissione televisiva che a Verona non voterebbe Boarina, ma piuttosto preferirebbe Flavio Tosi. Sboarina, candidato del centrodestra sostenuto anche della Lega, secondo Darè sarebbe stato scorretto quando è passato a Fratelli d'Italia, e quindi questa apertura a Flavio Tosi, un candidato che ufficialmente già sindaco di Verona per 2 mandati, e appunto adesso ci riprova dopo aver saltato un giro al quale comunque era candidata la moglie, appunto come sfidante dell'attuale sindaco Federico Sboarina. Tosi ci riprova e a quanto pare ha guadagnato un
endorsement di peso da parte di un leghista come Tony Darè. Dichiarazioni che ovviamente faranno discutere, riaccenderanno le polemiche nel centrodestra, che è arrivato dopo molte difficoltà, partendo da divisioni, litigi, situazioni non ancora definite. A Verona non si capisce se Forza Italia sosterrà effettivamente Sboarina oppure farà un'altra scelta in direzione di Tosi. Comunque problemi ci sono stati per il centrodestra anche nell'individuare il candidato a Padova. Insomma, un caos che continua, e anche questa dichiarazione di Darè in qualche modo butta benzina sul fuoco. Torna ad alzarsi il livello dello scontro, come scrive il Gazzettino di oggi, e noi invece passiamo all'ultima notizia del giorno. Semplicemente una flash riguarda il cosiddetto Pacco Bace, cioè il piano d'azione intervento interregionale per la conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali. Una sigla molto lunga per dire cosa si tratta: degli orsi, o meglio, presenti appunto nel territorio delle Alpi a nord-est. Il Consiglio di Stato ha bocciato gli abbattimenti del Trentino e ha detto che bisogna seguire appunto questo piano che esiste ed è concordato con Veneto e Friuli. Prevede che ogni orso vada valutato e sono previsti 18 tipi di atteggiamenti con diversi gradi di rischio. Le misure vanno distinte tra leggere ed energiche, dipende se l'orso è problematico, dannoso o pericoloso. Insomma, no agli abbattimenti, al piano di abbattimenti che in qualche modo era previsto dal Trentino, perché secondo il Consiglio di Stato non considerava appunto la valutazione del caso concreto, o comunque la trascurava. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, naturalmente forza orso, e a tutte e tutti voi una buona giornata.